Incontro con il Papa prima delle festività natalizie per una delegazione della regione Friuli Venezia Giulia con il vicepresidente Anzil che ha omaggiato il Vaticano e il Santo Padre con un volume sul Monte Lussari. È stata davvero un'emozione forte poter constatare l'attenzione che il Santo Padre ha riservato alla nostra regione e anche potergli omaggiare un libro sul santuario del Monte Lussari. Ho potuto spiegargli che la nostra regione è un piccolo compendio dell'universo, alpestre, lagunoso e piano in 60 miglia da mezzodì a tramontana, come ebbe a definirla Ippolito Nievo, e appunto dalla laguna va fino, e dal mare fino alle montagne. In cima alla montagna c'è questo santuario di luce. Il Santo Padre era molto interessato e ha gradito il dono. Credo per la nostra regione sia stata una vetrina mondiale senza precedenti. All'evento, che ha anticipato l'inaugurazione del presepe, hanno preso parte tra gli altri anche l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro e il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordini. Ancora una volta il Friuli Venezia Giulia è protagonista in Piazza San Pietro. Dopo Sutrio 2 anni fa, questa volta è Grado. Sempre la nostra regione protagonista nel presentare a tutti, perché qui vengono persone da tutto il mondo, quella che è la capacità dei cittadini, del popolo, della comunità del Friuli Venezia Giulia di tramutare un simbolo religioso e cristiano in una vera e propria opera d'arte. Questo presepe è fantastico, bellissimo, è frutto di lavoro, di passione, di impegno e noi siamo orgogliosi di essere rappresentanti di una regione che sa produrre opere come queste. Siamo orgogliosi che questa opera e l'intero Friuli Venezia Giulia siano qui in Piazza San Pietro, siano qui a Città del Vaticano e siano ammirabili da tutti. Questa è una testimonianza della forza, della capacità, della determinazione, della caparbietà del nostro popolo ed è anche una testimonianza della ricchezza della nostra terra.